La rabbia e la protesta dei lavoratori delle acciaierie venete di Padova dopo il terribile incidente di ieri, quando il calore di una colata d'acciaio ha investito 4 operai ferendoli gravemente. Non doveva succedere. Ascolti record per la diretta non stop della sfilata delle penne nere nell'atto conclusivo della Giornata Nazionale di Trento. Antenna 3, la TV più seguita del Nord-Est. Un volo di oltre 6,5 metri dal terrazzo di casa, una bimba di 2 anni di Mogliano in gravi condizioni, la madre è stata arrestata dai carabinieri. Blitz della Guardia di Finanza nelle vetrerie di Murano, perquisizioni e denunce, l'accusa è di evasione fiscale per 7 milioni di euro. Sul Montello si contano i danni dopo l'ondata di maltempo che ieri si è abbattuta soprattutto sulla Marca, con allagamenti in strade e abitazioni. Tragica fine per un 56enne di Piove di Sacco impegnato in un'immersione con altri sub al largo di Chioggia, la tragedia ieri. Continua il nostro viaggio tra gli oggetti della Grande Guerra, vi mostriamo un singolare calamaio realizzato con spolette e proiettili da fucile. Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la rabbia e la protesta dei lavoratori delle acciaierie venete di Padova dopo il terribile incidente sul lavoro di ieri, quando una colata di acciaio ad altissima temperatura ha investito 4 operai, ferendoli gravemente. Sentiamo. Grave incidente alle acciaierie venete di Padova e 24 ore di sciopero nei 6 stabilimenti del gruppo, con un presidio di solidarietà per i feriti. Lo stabilimento di Riviera Francia è stato posto sotto sequestro e le attività produttive sono ferme. L'incidente è avvenuto domenica mattina, quando del materiale incandescente è uscito da un contenitore, finendo addosso ai 4 operai che in quel momento stavano lavorando in quella zona. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato il cedimento strutturale di un perno dei macchinari a provocare il ferimento degli operai. Sul posto carabinieri, SUEM e vigili del fuoco. In ospedale sono stati trasportati in 4, 2 residenti nel Veneziano, a Vigonovo e Santa Maria di Sala, sono meno gravi, uno è stato già dimesso, un secondo probabilmente lo sarà in giornata. 2 invece sono i feriti molto gravi, un romeno di 43 anni che vive a Cadoneghe, ricoverato al centro Grandi Ustioni di Padova, e grave anche un moldavo di 39 anni, pure residente a Cadoneghe, trasportato in elicottero al centro Grandi Ustioni di Cesena. Le sue condizioni sarebbero stabili. Acciaierie venete dunque sotto sequestro in corso Francia, e davanti ai cancelli da questa mattina troupe televisive e sindacalisti, tra loro sconvolto Stefano Lazzarin, rappresentante dell'RSU FIOM ed anche della sicurezza sul lavoro in azienda. 30 anni di lavoro qui, non si dà pace, un simile incidente, dice, non doveva succedere, ma sentiamo l'intervista. Un fulmine a ciel sereno, le è caduta una tegola in testa ieri mattina? Assolutamente sì, perché sono una di quelle cose che non è previsto che succeda. Cioè io faccio anche l'esempio classico, non è possibile che crolli il tetto, perché il tetto è fatto per star lì. I tetti vanno controllati, come ovviamente è stata controllata anche la gru, come viene sempre controllata, ma è un cedimento che è imprevisto e imprevedibile, che non ha alcun senso di esistere, ed è per questo che siamo tutti increduli per il fatto successo. Quel perno era stato sostituito da poco, del resto? Sì, infatti è un perno strutturale portante, e l'anno scorso abbiamo deciso di maggiorarlo e quindi di cambiarlo, di aumentare anche la sicurezza e la tenuta, anche se non ce n'era bisogno. Diamo fiducia al lavoro della magistratura e delle perizie per capire di chi è la responsabilità, perché è evidente che la responsabilità da parte di qualcuno c'è. È 30 anni che lavora qua, è un po' casa sua questa? Sì, direi sì, cioè io mi reputo la famiglia, cioè io vengo qui, ovviamente di mio non c'è niente, però io vengo in famiglia e vengo a lavorare per il bene mio e di tutti. È auspicabile che un fatto così grave non succeda più. Certo che nell'imprevedibilità del fatto specifico speriamo che non succeda mai più una cosa del genere.
Ed il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato questa mattina in un cantiere edile a San Martino di Buonalbergo, in provincia di Verona. Sul posto, assieme agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. Secondo quanto si è appreso, non si tratterebbe di un operaio impiegato nel cantiere. Ed ora cambiamo decisamente argomento, torniamo a Trento con l'adunata nazionale degli alpini che si è conclusa ieri, grandissimo successo per la diretta, per la lunga diretta su Antenna 3. Sentiamo. Chi di voi non è stato l'anno scorso a Treviso? Alzi la mano e faccia un cenno. Festa, gioia, ore di emozione e commozione a Trento, incollati alla TV per seguire la lunghissima giornata delle penne nere. La 91esima adunata degli alpini, pur non essendo partita con le migliori premesse, centraline dei treni sabotate, scritte ingiuriose, alla fine è stata quella meravigliosa festa che ogni anno le penne nere riescono a regalare, testimoniata anche stavolta dal record di ascolti della lunghissima diretta con la quale Antenna 3 ha seguito l'intera manifestazione, che ha consolidato il primato di emittente più seguita dell'intero nord-est. Migliaia anche gli sms di voi telespettatori che da casa avete seguito la sfilata dal mattino sino a quasi alle 10 di sera, quando il passaggio della stecca e la maina bandiera hanno decretato la fine dell'adunata. Altissimo l'entusiasmo al passaggio delle sezioni del Veneto, Treviso la più numerosa con oltre 6.000 penne nere, e le salmerie di Vittorio Veneto con i muli. Ci ricordano di quando muli e alpini salivano in quelle balze impervie delle Alpi. Un successo l'adunata di Trento, non è riuscita ad eguagliare i record dell'anno scorso di Treviso, ma poco ci è mancato ed è stata davvero ferma la risposta degli alpini a chi voleva sabotare la manifestazione. Adunata di grande commozione quella del centenario della fine della Grande Guerra, con profondo significato storico e di unità del paese, adunata alla quale ha voluto partecipare, non accadeva dal 1998, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, salutato dalle frecce tricolori. Ella ci guida in questo momento difficile di passaggio del Paese con mano sicura, e abbiamo in lei, signor Presidente, noi tutti alpini e cittadini, la massima fiducia. Ed hanno sfilato con il lutto al braccio le penne nere di Riese Pio X, una sfilata dedicata a Walter Simeoni, l'alpino 58enne di Vallà, morto sabato pomeriggio in uno schianto in moto lungo la Val Sugana. L'uomo stava rientrando a casa dopo aver trascorso la giornata di sabato con i compagni alpini. Non poteva partecipare alla sfilata di domenica per un impegno che lo ha richiamato a casa, e purtroppo a casa non è mai arrivato. Si è scontrato con un'altra moto condotta da un trevigiano 40enne di Musano, ora ricoverato in gravi condizioni a Trento. Ed ancora cronaca, con una vicenda davvero sconcertante. Un volo di oltre 6 metri dal terrazzo di casa, una bimba di 2 anni è stata trasportata ieri all'ospedale di Treviso con l'elicottero. Questa notte la madre è stata arrestata dai carabinieri. È accaduto a Mogliano. Sentiamo. Un volo terribile da un'altezza di 6 metri, una piccola di appena 2 anni, è finita nel giardino condominiale sottostante. L'erba ha attutito il colpo, la piccola è rimasta sempre cosciente e chiamava disperatamente il papà. A vedere la scena un vicino di casa che ha subito chiamato il 118. La piccola è stata presa in cura dai sanitari ed è lì trasportata d'urgenza all'ospedale di Treviso, dove è stata ricoverata nel reparto di chirurgia pediatrica in serie condizioni. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri sia di Treviso che di Mogliano per verificare quanto accaduto. Dubbi subito sulla mamma. Questa notte la svolta, la donna è stata arrestata. Entrambi i genitori al momento del grave fatto si trovavano in casa, ma in particolare i militari hanno messo sotto torchio la madre. Poi le frenetiche ore delle indagini fino a notte fonda, gli investigatori hanno sentito la donna più volte. Poi il magistrato ha preso la decisione, per lei sono scattate le manette. Ed ancora cronaca da Venezia, blitz della Guardia di Finanza nelle vetrerie di Murano, perquisizioni e denunce. L'accusa è di una maxi evasione fiscale da 7 milioni di euro. Ci aggiorna in diretta al telefono da Murano Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno da qui da Murano, dove sono ancora in corso perquisizioni della Guardia di Finanza iniziate nelle prime ore di questa mattina in 8 vetrerie. Le accuse sono quelle di omesso pagamento delle imposte, secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Venezia. Il sistema era abbastanza semplice ma anche molto efficace. I pagamenti che venivano fatti da clienti stranieri, si sceglievano gli stranieri per questo tipo di evasione, avvenivano attraverso dei POS che però non erano collegati al conto delle vetrerie come avrebbero dovuto essere, ma a quello di un soggetto che si spacciava per un cambiavalute, e quindi, siccome il cambio di valute non è soggetto a imposta, venivano spacciati per anticipi di contante, e quindi questa persona raccoglieva questi soldi nel suo conto, li poi trasformava in contanti, si teneva un 5% e dava il resto dei soldi alle vetrerie, che così potevano evitare di pagare le imposte. Le indagini sono partite quando la Guardia di Finanza ha notato dei volumi incomprensibili nel conto di questo sedicente cambiavalute, e 100 militari in mattinata hanno provveduto a eseguire queste perquisizioni, hanno trovato questi POS nella disponibilità delle vetrerie, quindi una prova schiacciante dell'evasione. Oltre 1 milione di euro è stato sequestrato, gli indagati sono 10, 8 le vetrerie come vi dicevamo, e a ciascuna di queste a vario titolo sono contestate evasioni dai 70.000 ai 480.000 euro a partire dal 2013. In tutto, come correttamente dicevi, si tratta di circa 6 milioni per un volume totale di merci cedute in nero intorno ai 30 milioni. Per il momento è tutto da Murano, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie Tommaso Stoppa, noi proseguiamo questo TG ancora con la cronaca e con l'ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuta sulla nostra regione. In Veneto ieri disagi e danni soprattutto in provincia di Treviso, in particolare nell'area del Montello. Vediamo. 120 mm d'acqua in meno di un'ora, un diluvio, quello che ieri intorno a mezzogiorno si è abbattuto sul Montello, allagando strade, case e campi. Il violento temporale è arrivato all'improvviso, in pochi istanti il cielo si è fatto plumbeo e un'enorme quantità di pioggia ha mandato in brevi in tilt il sistema di deflusso delle acque meteoriche. Tombini scoppiati, fossi e canali tracimati, strade trasformate in torrenti. L'area più colpita è quella di Giavera del Montello, dove i vigili del fuoco hanno effettuato una trentina di interventi, soprattutto per prosciugare garage, scantinati e piani terra di abitazioni finiti sott'acqua, allagati anche i campi sportivi. Ingenti i danni. Gli ultimi interventi di prosciugamento sono stati effettuati questa mattina, tuttavia non è escluso che nelle prossime ore possano ancora verificarsi altri temporali di forte intensità. La Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione per possibili criticità idrogeologiche fino alle 4 di oggi pomeriggio in tutti i bacini idrografici del Veneto. La criticità geologica invece nella zona dell'Alto Piave è limitata al comune bellunese di Perarolo di Cadore, dove permangono i rischi legati alla frana oggetto di monitoraggio da parte degli uffici della Protezione Civile e della Polizia Locale. E sono ancora ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale i 2 giovani rimasti coinvolti sabato sera nel terribile schianto a Colfosco di Susegana, nel Trevigiano, nel quale ha perso la vita la giovane Martina De Faveri. 3 settimane fa aveva festeggiato i 18 anni con il fidanzato e gli amici. Era felice, ma la sua vita si è spezzata sabato notte in via Mercatelli a Sant'Anna di Colfosco. La ragazza era a bordo di una Volkswagen Polo con altri 4 giovani, una ragazza di Miane, altri 3 ragazzi di origine marocchina, tra i quali anche il suo fidanzato di Col San Martino. All'uscita di una curva l'auto è improvvisamente sbandata invadendo la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con un'altra auto a bordo della quale c'erano 2 coppie di Sernaglia della Battaglia. Per la giovane Martina De Faveri, che pare fosse seduta sul sedile posteriore dell'auto, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La giovane è morta sul colpo, appunto altri 2 amici sono ricoverati in gravissime condizioni.
Ed un'altra tragedia si è verificata ieri al largo di Chioggia, un sub 56enne di Piove di Sacco si è sentito male durante un'immersione ed è morto. Sentiamo. Sembrava un'immersione come molte altre, senza particolari difficoltà, e invece è stata fatale per un 56enne di Piove di Sacco che si era calato in acqua 6 miglia al largo del porto di Chioggia, nel parco marino delle Tegnue. L'immersione è stata organizzata da un club di Monselice. Il gruppo era formato da 11 subacquei quando improvvisamente il 56enne ha perso conoscenza e un suo compagno ha dato l'allarme. L'uomo è stato riportato in superficie ma non si è mai ripreso. Sul posto la capitaneria di porto con una motovedetta che a bordo aveva anche il personale medico del 118. Inutili tentativi di rianimazione effettuati anche durante il trasporto sulla terraferma e poi in ospedale a Chioggia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, Lina alla regia, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo a Conegliano dove torna questa settimana l'edizione di primavera di Conegliano Città Pulita. Sentiamo. Marciapiedi sporcati dalle deiezioni dei cani, mozziconi di sigarette buttati a terra in ogni angolo, lattine e bottiglie rotte non sono una bella immagine sia per i residenti che per i turisti. L'amministrazione comunale di Conegliano, in collaborazione con Savno, vuole combattere il degrado presente in città, dando al via la prima edizione di primavera Conegliano Città Pulita. Sabato 19 maggio per i cittadini sarà possibile unirsi ai gruppi e alle associazioni che da anni partecipano all'iniziativa. Un modo efficace e concreto per indirizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente. In modo da tenere sempre alta l'asticella e l'attenzione sul problema dell'abbandono e del decoro della città. L'assessore all'ambiente Claudio Toppan ha sottolineato la rilevanza di una collaborazione tra comune e volontari, scopo dell'iniziativa affidare le zone della città ai rispettivi gruppi che si occuperanno delle pulizie di primavera. Soprattutto le aree pubbliche dove c'è soprattutto i bambini, dove c'è il centro storico, che c'è anche il turismo e la gente che passeggia e è il nostro bigliettino da visita della città. Spesso non siamo informati abbastanza su quanto le nostre azioni di riciclo dei rifiuti possono fare bene all'ambiente. Ecco allora che gli studenti di Conegliano potranno partecipare al progetto di formazione Ricrearti. Grazie al riciclo si cerca di educare i giovani a trasformare i materiali in creazioni speciali. Spieghiamo appunto ai bambini e ai ragazzi fino alla seconda superiore come trasformare gli oggetti destinati a essere buttati in risorsa, quindi grazie alla creatività in qualcosa di nuovo. I giovani cosa devono capire? Che tutto può rinascere se visto con un altro punto di vista. Ecco, c'è un aggiornamento relativamente alla notizia che vi abbiamo dato nel corso del telegiornale relativamente al corpo senza vita di un uomo che è stato ritrovato questa mattina in un cantiere edile nel Veronese. Bene, non sono ancora state rese note le generalità, i carabinieri stanno cercando di contattare i familiari della persona deceduta che è stata ritrovata appunto nel cantiere al momento dell'apertura. Sono ancora aperte tutte le ipotesi, quel che è certo è che il decesso sembra essere stato provocato dalla caduta da un'impalcatura. Naturalmente maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Spazio ora alla nostra rubrica dedicata ai vostri oggetti della Grande Guerra. Questa sera andiamo a casa della famiglia Benetton di Silea nel Trevigiano per raccontarvi la storia di un oggetto davvero particolare. Vediamo di cosa si tratta. C'è tutto il pudore del rispetto per un congiunto che non c'è più e per questo suo modo di esorcizzare le atrocità della Grande Guerra, nel silenzio della famiglia Benetton di Silea. Loro non vogliono apparire e hanno chiesto a noi di raccontare ciò che sanno di questo calamaio davvero unico. Colpisce vedere che tutto ruota attorno a questa spoletta, dove si vede ancora perfettamente la scala graduata della sensibilità allo scoppio. Uno strumento tremendo, trasformato in calamaio, dove la polvere detonante ha lasciato spazio all'inchiostro, per una penna davvero unica. Guardate cosa ha creato l'unione di più proiettili da fucile 91, l'arma simbolo dell'esercito italiano nella Grande Guerra. Colpi inesplosi che sono stati svuotati e riutilizzati, saldando sulla testa del proiettile un pennino.
E tutto questo riunito in una composizione con una stella che richiama l'esercito, con delle scritte attorno che il tempo ha reso indecifrabili. Poi l'aquila sui fusti dei cannoni, simbolo degli artiglieri alpini, con quel 2 che forse ricorda il reggimento a cui è appartenuto il gruppo Belluno durante la Grande Guerra e di conseguenza anche l'ignoto autore dell'opera. Perché Giuseppe Benetton e la sua consorte, attuali possessori dell'oggetto, non sanno in realtà di chi sia. Da 40 anni lo custodiscono in memoria dello zio Angelo, soldato tra Piave e Grappa, poi vissuto nella città di Trieste, orgoglioso di aver contribuito a renderla italiana. Ma forse il calamaio era del nonno Giuseppe, anche lui veterano delle trincee del dopo Caporetto. Ma in fondo conta poco, dicono i Benetton, conta invece come oggetti che rendevano quotidianità la morte di commilitoni, amici e fratelli siano stati trasformati per la quotidianità della vita, come strumento per fissare su carta le proprie emozioni e i propri ricordi, per non dimenticare e non essere dimenticati. E naturalmente anche voi, tutti voi telespettatori, potete continuare a segnalarci i vostri oggetti della Grande Guerra. Ecco, vedete i contatti in sovraimpressione. Per gli sms il numero è il 340 321 8728, oppure potete scrivere una mail a treviso@antenna3.it indicando naturalmente l'oggetto e i vostri riferimenti per contattarvi. Siamo ora giunti al termine di questa edizione, un'occhiata alla nostra programmazione, torna tra pochissimo ore 13, al centro della puntata di oggi ancora la politica e un particolare riferimento a queste ore decisive per la formazione del nuovo governo. In studio Andrea Ostellari della Lega, Raffaele Baratto di Forza Italia e Nicolò Martin del Movimento 5 Stelle. Naturalmente anche voi potete partecipare al dibattito con le vostre telefonate e i vostri post. E poi questa sera torna 20:10, ospite in studio con Ferdinando Avarino Mario Conte, candidato sindaco per Treviso per il centrodestra, e poi dalle 21:15 torna Ring. Tra l'altro parleremo ancora di alpini, rivedendo alcuni dei momenti più emozionanti della sfilata di ieri, della 91esima adunata di Trento. Ed è davvero tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, ci lasciamo come sempre alle previsioni del tempo con il meteo. A tutti un buon pomeriggio. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. L'inizio della settimana sarà ancora funestato dal maltempo. Vediamo il dettaglio di lunedì 14 maggio. Sul Veneto al mattino qualche pioggia sparsa, ma anche ampie schiarite soleggiate. Dal pomeriggio fenomeni temporaleschi via via più diffusi, un po' ovunque sulla nostra regione, localmente anche di moderata intensità. Temperature in generale calo, le minime infatti saranno comprese tra 13 e 16 gradi, valori massimi tra 16 e 21 gradi. Nessuna novità sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo risulterà perturbato ovunque, con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse e possibili un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni in attenuazione entro la nottata. Temperature in diminuzione, minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi compresi tra 17 e 20 gradi. Permane una certa instabilità anche sul Trentino Alto Adige, dove sin dal mattino prevediamo rovesci e temporali piuttosto diffusi ovunque, ma la tendenza è per un lieve miglioramento entro la nottata. Concludiamo infine con le temperature. Le minime saranno comprese tra 15 e 16 gradi, massime in calo tra 18 e 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.